Tanto parte subito, no? Cordiale. Un cordiale buon pomeriggio amici dell'Hockey Pista, siamo collegati dal Palla Regnani di Scandiano e tutto pronto per il match tra Roller Hockey Scandiano e Hockey Sarzana, match del campionato di Serie A2, Girone B, ottava giornata, il 24 gennaio 2026 quest'oggi. Adesso le squadre che si raccolgono prima di partire. Il direttore di gara, il signor Massimo Cardelli. Andiamo ad annunciare le formazioni con Roller Scandiano, che è composto dal numero 35 Tahiti, il numero 29 Barbieri, il numero 6 Stefani, il numero 9 Rocca, il numero 73 De Stefano, il numero 75 Uva, il 79 Tognacca, il 26 Vaccari. L'allenatore è il signor Enrico Mariotti. Tenuta classica, tradizionale rosso-blu per Roller Hockey Scandiano. Mentre il Sarzana gioca con il numero 18 Pistelli, il numero 5 Rispogliati, il numero 6 Tonelli, il numero 8 Andreani, il numero 9 Vanello, il numero 11 Fabbi, il numero 46 Perroni, il numero 58 Grossi, il numero 1 Perroni Alessio, però allenatore il signor Giovanni Beretta. Biancorossi, il Sarzana con la loro tenuta da trasferta. Intanto è iniziato il match con il direttore di gara Cardelli che ha avviato l'inizio di questa partita. Sarzana che adesso tenta subito di giocare la pallina, questo lancio in avanti e poi la conclusione da parte di Pistelli con il suo tiro che termina fuori. Riparte subito però Scandiano adesso nella metà campo avversaria con il numero 6 Stefani, poi il numero 79 Tognacca sulla destra, tenta di affacciarsi verso la porta avversaria, deve ritornare però all'indietro. Il giro pallina, possiamo dire così, poi la conclusione da parte di Tognacca con la pallina che è ancora disponibile per la formazione padrone di casa, che adesso deve ripartire dalle retrovie. La botta da parte del numero 29, il capitano Barbieri. Adesso può ripartire anche però l'Hockey Sarzana con Vanello che tocca per Pistelli, all'indietro verso Perroni, poi Rispogliati dalla metà campo, la pallina toccata in avanti, attenzione all'interno dell'area di rigore, la parata da parte di Tahiti, molto attento a bloccare, a far ripartire subito l'azione da parte dei padroni di casa con Rocca, Tognacca, ancora Rocca, poi Barbieri sulla destra verso Tognacca, recupera Perroni, può ripartire il contropiede da parte del Sarzana, ancora aggira la porta avversaria, perde però il possesso e dunque nuova azione offensiva in favore con Tognacca, in favore di Scandiano. Ci ha provato con questa conclusione, ritmo molto alto, si è partiti subito forte, intanto scivola il numero 18 Pistelli, tutto regolare per il direttore di gara che lo ricordiamo è il signor Massimo Cardelli. Si continua a giocare, questo inizio di partita davvero molto avvolgente qui al Palla Regnani di Scandiano. Tognacca ancora converge all'indietro verso il numero 9 Rocca, il giro pallina con Tognacca, poi Barbieri, ancora Tognacca dalla sinistra, uno sguardo al centro, non ci sono compagni, deve tenere ancora lì la pallina, la deve nascondere, poi l'1-2 con Barbieri e adesso il Sarzana può respirare e ripartire con Pistelli. Pistelli perde però il possesso, attenzione al contropiede da parte della formazione di casa con Tognacca che cerca, poi Barbieri che ha provato a concludere, l'ottima risposta da parte del portiere del Sarzana.
che adesso riprende ad attaccare con il numero 46 Perroni. Poi ancora il tocco all'indietro per Pistelli come ultimo uomo, perde la pallina, può contrattaccare, attenzione il numero 9 Rocca, perde il possesso, occhio, e poi la parata di Tahiti, molto attento nell'1 contro 1, ma attenzione perché siamo già dall'altra parte con Stefani, la conclusione, la pallina che termina fuori, e dunque il 5 Rispogliati che procede con questo tocco in avanti. Adesso Perroni, lo scambio con Pistelli, ancora Rispogliati, ora Pistelli che si accentra all'indietro verso l'ultimo uomo Perroni, che deve trovare però un'imbucata in avanti, ha sbagliato la verticalizzazione con roller Hockey Scandiano che può attaccare Tognacca, la pallina ribattuta sul suo diretto avversario, ma adesso il pressing e poi la conclusione da parte di Barbieri e la respinta del portiere avversario con Scandiano che sta tentando di mettere in difficoltà la formazione ospite. Si fa vedere in avanti con il numero 5 Rispogliati, poi Pistelli, area di rigore all'indietro, e adesso nuovo possesso con Scandiano che può attaccare, 4 contro 3, attenzione all'indietro per la conclusione da parte di Rocca, vicino al vantaggio, siamo già dall'altra parte, poi grande ripiegamento difensivo da parte del numero 6 Stefani e contropiede della squadra di casa con Rocca. Rocca gira la porta, ancora Rocca, non ci sono spazi, attenzione a Barbieri che si incune in mezzo a due, poi perde il possesso, 2 contro 1, attenzione alla conclusione da parte di Vanello, ottima risposta di Tahiti e poi un altro tiro, ancora Tahiti dice no, mantiene la porta inviolata. 19-25 al termine di questo primo tempo, ancora 0-0 il parziale tra roller Hockey Scandiano e Hockey Sarzana. Attenzione però a questa controffensiva da parte della formazione di casa con Tognacca, tutto di prima, Rocca all'indietro verso Barbieri che può avanzare sulla destra, ancora Barbieri in solitaria, Barbieri all'indietro cercava il tocco dentro per il numero 79 Tognacca, che è stato però ben chiuso, ben coperto dalla difesa ospite che si deve riorganizzare, può riattaccare con questa conclusione, un missile da parte del numero 18 Pistelli, tocco sulla destra, attenzione 1-2 e poi il tiro verso la porta avversaria da parte di Vanello, nulla di fatto. Scandiano, il tocco a ritroso verso il numero 6 Stefani, Tognacca gioca da ultimo uomo, la conclusione, la respinta da parte dell'estremo difensore avversario, ma la pallina è ancora viva, è ancora lì in possesso dei rossoblù, intercetta ora molto bene Vanello, attenzione Vanello, lato corto, ancora Vanello, la mantiene lì tra le gambe, poi la perde e ora l'avanzata centrale da parte del numero 9 Rocca con la sua conclusione, la pallina che termina fuori, si lotta adesso in quel fischio, il fallo e il primo time out chiamato dalla formazione ospite. Match che è iniziato con un ritmo davvero molto alto, occasioni subito sia da una parte che dall'altra qui al Pala Regnani di Scandiano, in questa sfida dove i padroni di casa vogliono fare punti, anche perché sono reduci da 2 sconfitte consecutive contro Viareggio e Camaiore per 4-3. Sarzana ne ha vinte solamente 2 sin qui,
L'ultimo match è finito 5-1 per i liguri contro il Viareggio. Adesso le ultime indicazioni. Le ultime indicazioni da parte dei due allenatori ai giocatori di entrambe le squadre, che possono ritornare in pista per ripartire dopo questo primo time out, dunque chiamato dalla formazione ospite. Adesso il possesso dunque in favore della formazione rossoblu, con il numero 6 Stefani che scambia con Tognacca. Siamo nel retro della porta difesa dal numero 1 Alessio Perroni. Attenzione alla conclusione velenosa, centrale, c'è il muro da parte del numero 5 Rispogliati, che poi prova nuovamente a rispondere. La pallina che è terminata fuori. Davvero grandi botte e risposta in questo avvio di partita. Adesso Scandiano che la fa girare anche molto bene, grande movimento da parte dei 4 giocatori in maglia rosso-blu. Ora Tognacca all'indietro verso il numero 29 Barbieri, che carica e poi la respinta da parte di Perroni, che devia la pallina fuori. Rimessa in gioco per Sarzana, che riparte centralmente come ultimo uomo con il numero 46 Andrea Perroni verso Andreani. Ora Rispogliati che si deve accentrare, lo scarico per un suo compagno di squadra, ancora Rispogliati che tenta addirittura il tunnel ai danni di Tognacca e non si fa sorprendere. Ora Rispogliati riesce però a far filtrare il pallone tra le gambe di un suo diretto avversario, però Scandiano c'è e si ripropone nella metà campo del Sarzana. Ora Tognacca, un paio di finte, adesso Rocca all'indietro per Stefani, ancora Rocca cerca di avvicinarsi all'area di rigore avversaria, cerca l'aiuto in Stefani, ancora Rocca, Stefani, ancora Stefani, deve scaricare a ritroso per la conclusione da parte del numero 29 il capitano Lorenzo Barbieri, ma c'è un'ottima risposta da parte dell'attentissimo estremo difensore del Sarzana, che ha deviato il pallone fuori. Dunque nuova rimessa in gioco per Roller Hockey Scandiano, che adesso gestisce la pallina. Attenzione, bella questa imbucata per il numero 9 Rocca, ma adesso riparte Sarzana con il proprio numero 46, la pallina che rimane lì e adesso palla 2, proprio come indica il direttore di gara, che lo ricordiamo è il signor Massimo Cardelli, lì vicino al vertice basso dell'area di rigore del Roller Hockey Scandiano, con la pallina che termina fuori dalla pista. Rimessa in gioco in favore di Sarzana. Perroni, il tocco all'indietro verso un suo compagno che prova a concludere. Si trattava di Vanello, pallone fuori misura, ancora fuori. Dunque nuova rimessa in gioco in favore della formazione ospite dei liguri, che adesso devono ripartire con Rispogliati. Attenzione Rispogliati, si allarga, ancora Rispogliati, la mantiene lì, la difende dall'arrivo di Barbieri. Ancora Rispogliati, cerca di nascondere la pallina come può, c'è anche una spinta, tutto regolare, il tunnel, attenzione sulla sinistra, poi c'è la chiusura da parte di Tognacca. Deve cercare di respirare, di liberare dagli attacchi ora del Sarzana, che cerca di aumentare anche la velocità di circolazione della pallina. Grande movimento, grandi scambi da parte degli ospiti. Vanello
cerchio centrale della pista, ora Perroni a ritroso verso Rispogliati, in verticale, cerca molto bene il compagno, il tocco all'indietro per Vanello, ancora Rispogliati per il numero 8 Andreani, poi la contesa con Lorenzo Barbieri con la pallina che termina fuori dalla pista. 14:28 ancora da giocare qui al Pala Regnani di Scandiano, ancora 0-0 il parziale tra le due formazioni, ma match davvero molto equilibrato e avvincente, con opportunità da una parte e dall'altra, grande equilibrio fino a questo momento. Sarzana, tocco in avanti sbagliato, intercettato dal numero 6 Stefani, che da ultimo uomo fa ripartire l'azione, si accentra, poi lo scarico per Tognacca, largo a destra, ora Barbieri che si allarga, Barbieri in mezzo alla rete da parte di Mirko Tognacca che fa 1-0 qui al Pala Regnani e la sblocca. Bell'assist da parte del capitano Lorenzo Barbieri che trova al centro Mirko Tognacca che batte l'estremo difensore Perroni e fa 1-0, dunque si sblocca il parziale qui al Pala Regnani di Scandiano con la formazione padroni di casa che si porta avanti 1-0. Dicevamo che era un match equilibrato, ma le occasioni non erano sicuramente mancate sin qui. La sbloccata e ancora Barbieri che ci ha provato, dicevamo, la sbloccata la formazione di casa con Mirko Tognacca. Adesso ancora Scandiano che cerca di raddoppiare, attenzione Murato qui, il numero 9 Roca, con Sarzana che adesso prova a reagire. Ora dalle retrovie riparte Scandiano, adesso Rocca, largo a sinistra, all'indietro per Tognacca, che aggira la porta, poi deve ripartire perché non ci sono spazi, si chiude molto bene Sarzana, attenzione però alla percussione da parte di Barbieri, aggira anche lui la porta, cerca di far filtrare il pallone, ci ripensa, scarica verso Stefani, cerchio centrale della pista, ora Tognacca con la deviazione da parte di Rispogliati che devia la pallina fuori, rimessa in gioco con Scandiano che sta continuando a spingere. Buon momento per la formazione padrone di casa, ora Stefani ad un passo dal 2-0, se l'è cavata qui Sarzana che sta facendo fatica ora a rendersi pericoloso dalle parti di Tahiti. Adesso Vanello si lotta lì, esce in mezzo a due, ancora Vanello, ma Tahiti c'è e non si fa sorprendere sul primo palo. Grande parata di Tahiti e poi sull'esterno della rete la sassata di Roca. Attenzione però alla formazione di casa che ci stava provando, adesso il fischio, il fallo. Dunque in favore della squadra rossoblù. Ora c'è un cambio, fuori Barbieri, dentro il numero 75 Uva. Cambio dunque nel Scandiano. Attenzione proprio Uva che tocca per Tognacca, largo a sinistra, ancora Tognacca, poi Stefani. Vede libero Uva che può caricare, la mette in mezzo però, schermato da un giocatore del Sarzana. Attenzione poi il numero 8 Andreani, grande percussione centrale, ma grande fase difensiva dello Scandiano che si riporta subito nella metà campo avversaria. Ora il numero 6 Stefani tocca all'indietro per Uva, ancora Stefani, tutto di prima,
Grande gioco sin qui da parte di Scandiano e poi la conclusione da parte di Stefani ad un passo dal 2-0. Roller hockey Scandiano con Sarzana che ancora una volta ha rischiato grosso su questa azione davvero molto bella, orchestrata dagli uomini in maglia rossoblù. Attenzione però ancora, attaccano i giocatori di Mariotti che stanno disputando davvero un'ottima partita. Grande fame, grande cattiveria, grande agonismo, soprattutto la voglia di provare a portare a casa 3 punti che sarebbero molto importanti ai fini di questa classifica. Adesso Sarzana però vuole rispondere, attenzione, tenta il dribbling all'interno, il tocco sulla destra per il numero 46 Perroni, scarica verso numero 18 Pistelli, poi cerca di verticalizzare ancora Pistelli che deve girare intorno alla porta avversaria, poi non riesce però a servire il numero 9 Vanello. Stefani perde una brutta pallina, attenzione alla conclusione diagonale però fuori misura, non c'entra lo specchio della porta. Carlo Vanello, Scandiano che adesso può recuperare, può gestire il possesso. Stefani si accentra, Stefani una finta, poi Uva la tiene lì ancora Uva, la sposta sulla destra, poi cercava Tognacca, no, cercava, scusate, il numero 73 De Stefano. Adesso Uva, grande recupero difensivo. Ora Stefani. De Stefano è marcato. Non filtra la pallina per lui. Adesso Stefani che parlotta con il proprio allenatore. Attacca ancora Tognacca, Tognacca in mezzo, c'è l'ottima copertura da parte di Pistelli che poi tenta anche la conclusione. Murata è un giocatore avversario, attenzione, 3 contro 2, poi di prima Uva, palla fuori, siamo già dall'altra parte. Andreani tutto solo, deve temporeggiare, lo scarico verso Andrea Perroni. Ora Rispogliati che chiama lo schema, tocca a ritroso per Pistelli, la pallina che arriva lì in una zona pericolosa, Tahiti, e poi direttore di gara ferma il gioco, palla a 2 ma anche time out, questa volta chiamato dalla formazione padrone di casa, e dobbiamo dire che Roller hockey Scandiano ha avuto un ottimo impatto in questa partita qui, con gli avversari che inizialmente se la stavano giocando alla pari, adesso però sono un po' in difficoltà e sulle ali dell'entusiasmo, anche in virtù del vantaggio sbloccato da Mirko Tognacca, sta cercando di aumentare, come si suol dire, i giri del motore, cercare anche la rete del raddoppio. Sicuramente non è facile perché comunque Sarzana sta cercando di chiudere tutti i varchi disponibili per cercare comunque di schermare il proprio estremo difensore, il numero 1 Alessio Perroni. E dunque ora richiama il direttore di gara le squadre in pista. Lo ricordiamo, il signor Massimo Cardelli, palla 2 come indica con le 2 dita, vertice basso dell'area di rigore con Sarzana che può rimettere in gioco la pallina. Rimessa, adesso Parlotta Pistelli con il signor Cardelli, rimessa in favore della formazione rossoblù. Cartellino giallo anche per proteste per il numero 18 Pistelli, colui che
qualche istante fa stava parlottando un po' a muso duro con il direttore di gara Massimo Cardelli, che non ha esitato ad ammonirlo. Pistelli, proprio il giocatore ammonito, è in possesso, tenta la conclusione, fuori misura. 8:35 al termine di questa prima frazione di gioco. Scandiano 1, Sarzana 0, ma Scandiano che col passare dei minuti è cresciuto sempre di più qui al Pala Regnani di Scandiano. Adesso Uva per Stefani. Fa girare molto bene la pallina, attenzione perché c'è De Stefano che cerca di involarsi verso la porta avversaria e poi ci ripensa. Deve scaricare per Barbieri. Adesso Stefani carica, e la risposta da parte di Perroni. Molto bravo qui a respingere la pallina e a salvare la propria squadra. Pistelli in verticale per Rispogliati, lotta contro Stefani, ancora Rispogliati, la mantiene lì. Si trova dietro la porta di Tahiti e cerca anche di ostacolarlo, poi la conclusione alta che termina fuori. Rimessa in gioco per la squadra rossoblù. Adesso avanza con Stefani, un dribbling, 2, cade a terra, nulla. Secondo l'arbitro che non fischia, attenzione, Perroni prova a caricare, poi tocca a ritroso per Andriani, ora Pistelli. Si fa vedere Rispogliati come ultimo uomo, cerca però l'imbucata centrale verso il numero 46 Andrea Perroni, che adesso gestisce la pallina, carica, poi prende il corpo di Stefani, ma insiste ancora Sarzana con Pistelli. Pistelli all'indietro verso Rispogliati. Rispogliati carica, la conclusione, poi la pallina viene deviata dal numero 73 De Stefano. Si lotta ancora Uva, Pistelli e poi c'è il fischio, infrazione. Dunque il fallo commesso da Sarzana, dunque si riparte con il possesso in favore della squadra rossoblù con Barbieri. Scambia con Stefani, 1-2 con De Stefano, perde il possesso Uva, attenzione a Rispogliati che ha un po' di spazio, la conclusione, grande parata di Tahiti, mamma mia. Ora Uva, Stefani che non si accorge che la pallina gli stava passando al suo fianco, attenzione però Sarzana che si fa trovare pericoloso e poi la risposta con la mano di richiamo da parte di Tahiti che salva letteralmente il risultato. Grande ritmo adesso in questa partita. Rispogliati, la pallina che rimane lì, ancora Barbieri, poi tenta di sorprendere Uva, l'estremo difensore non ci riesce, ma ancora disponibile lì, la perde solamente per un attimo Barbieri, poi c'è un cambio, fuori Stefani, dentro Alejandro Rocca. Time out, il secondo chiamato da Sarzana. Amici dell'hockey, ricordiamo il parziale: Roller Hockey Scandiano 1, Hockey Sarzana 0, con Sarzana che sta cercando di rispondere alla positività della formazione padrone di casa, che ha cercato per comunque tanti minuti di trovare la via del raddoppio, ma ha trovato comunque di fronte un ottimo avversario che adesso sta cercando di colpire. Qualche istante fa c'è stato comunque un miracolo da parte di Tahiti con la mano di richiamo che ha evitato la rete dell'1-1.
Time out terminato. 5:43 alla fine del primo tempo. Scandiano sempre avanti 1-0 grazie alla rete siglata da Mirko Tognacca sul Sarzana. Adesso viene pulita una parte della pista e ora si può ritornare dunque a giocare con questa rimessa in favore di Sarzana. Sarzana ancora che prova ad attaccare, attenzione, siamo vicino all'area di rigore avversaria con Pistelli, attenzione, Pistelli tenta il dribbling, tiene lì, c'è Rocca su di lui, attenzione la palla che filtra, cade a terra il numero 8, ovvero Andreani, tutto regolare, può ripartire Scandiano, attenzione, siamo già dall'altra parte, Barbieri carica e poi la pallina che rimane lì, clamorosa parata di Perroni che la salva da terra, si distende, la devia. Nuovamente disponibile per Sarzana, Pistelli dalla destra, Pistelli prova a farla filtrare, non ci riesce, dunque Uva, attenzione, l'1-2 De Stefano, Perroni dice no, clamorosa opportunità per Scandiano, grandi riflessi da parte di Alessio Perroni. Ora Pistelli, attenzione, la pallina che viene recuperata saggiamente dal numero 75 Uva, ora Barbieri. Rocca, ancora Barbieri, rimane lì, il fallo fischiato dal direttore di gara. Siamo a quota 3 falli commessi dal Sarzana, ancora 0 dalla formazione padrone di casa, sta giocando davvero in maniera molto regolare. Barbieri arriva prima di Andreani, Barbieri, la pallina non filtra, dunque cerca aiuto in Rocca che la rimette in avanti, c'è però Rispogliati già nella metà campo avversaria. Ora Pistelli, grande chiusura da parte di Scandiano, attenzione però, 2 contro 3, Rispogliati cerca il passaggio centrale, ora cade a terra e il primo fallo qui lo registriamo commesso da Scandiano quando mancano 3 minuti e 45 al termine di questa prima frazione di gioco, sempre 1-0 il parziale in favore di Scandiano su Sarzana. E adesso palla 2. Con l'estremo difensore del Sarzana che deve pulire la propria maschera. Dunque gioco fermo. Dicevamo 3 minuti e 45 al termine di un vivace primo tempo qui al Palla Regnani di Scandiano. Davvero una bellissima partita in questo pomeriggio di questo sabato 24 gennaio 2026. Ricordiamo anche che una vittoria per i padroni di casa sarebbe molto importante anche in virtù della sfida che vale la semifinale di Coppa Italia contro Matera, che sia quota 15 punti in classifica, momentaneamente a pari punti con Scandiano, ma ovviamente ha una partita in più. Tanto il gioco riprende. Stilli! Grande parata da parte di Tahiti. Riparte Scandiano. Rapidamente con Uva. Il tocco a ritroso verso Rocca. Uva. Rocca si inserisce, si fa vedere però De Stefano dietro la porta di Perroni. L'ultimo uomo è Barbieri. La conclusione si distende sulla destra Perroni.
e sicuramente è stato molto impegnato in questi 22 minuti di gioco effettivi. Pistelli, Vanello conclude, attenzione, un po' scoperto Sarzana, De Stefano all'indietro e poi la conclusione, Barbieri, respinta, ancora Barbieri che poi si dispera, ma doppia opportunità per la squadra di casa, ancora Barbieri. Uva tenta il dribbling, poi il fischio da parte del direttore di gara con il fallo fischiato però in favore di Sarzana, e abbiamo avuto qualche dubbio perché probabilmente il fallo era invertito a mio avviso, ma il direttore di gara ha visto ciò. Dunque si ripartirà con il possesso in favore di Sarzana. Time out intanto, chiamato questa volta da Scandiano, con il mister Enrico Mariotti che sta cercando di spiegare qualche strategia di gioco per cercare di mettere in difficoltà l'Hockey Sarzana, che intanto ritorna all'interno della propria metà campo con il direttore di gara che è lì posizionato nel cerchio centrale della pista. Rientrano ora anche i giocatori di Scandiano, in cui si riparte dal fallo commesso da Scandiano, precisamente da Uva, e riparte dunque Sarzana con Perroni in avanti verso però nessuno, non ci sono maglie biancorosse pronte a ricevere la pallina, dunque De Stefano può ripartire. Rocca allarga verso Barbieri, ora De Stefano, ancora Rocca da regista per Barbieri, 1-2 tra i due giocatori in maglia rosso-blu. Barbieri, Rocca, si inserisce al centro Uva che vuole e chiama la pallina, adesso la diagonale non viene ancora servita e poi di prima De Stefano, pallina fuori. Subito Sarzana, siamo già dall'altra parte con Pistelli, bravissimo qui nel recuperare il possesso da parte di Uva, sta giocando molto bene. Attenzione, scivola e poi inserimento centrale da parte di Rocca, ad un passo dal raddoppio, aveva evitato un avversario che era nel mentre scivolato per difendere. Parata facile questa da parte di Tahiti. Barbieri, Uva, avanza rapidamente, Uva, dribbling, Uva! Cosa aveva fatto Alessandro Uva? Cosa aveva fatto Alessandro Uva? E dunque ha fischiato il direttore di gara. Rigore in favore di Scandiano con niente meno che Tognacca, è pronto alla battuta. Tognacca carica, palla sul palo, ancora Tognacca, fuori. Sprecato questo calcio di rigore Mirko Tognacca. Peccato perché Scandiano poteva portarsi sul 2-0 con la pallina che è stata deviata dal portiere, poi è andata a sbattere contro il palo di sinistra. Attenzione che il palo lo prende anche Sarzana. 48 secondi al termine di questo bellissimo primo tempo qui al Pala Regnani. Tognacca, Uva, ora Barbieri, Uva, De Stefano, ancora Barbieri, deve velocizzare però la formazione di casa perché c'è poco tempo a disposizione. Ancora Uva, sembra però non voler affondare. Barbieri gestisce il possesso, Uva, attenzione, Uva
la mantiene lì Barbieri, grande giro pallina, possesso per Sarzana, attenzione, grande chiusura da parte di Barbieri che poi calcia verso la porta avversaria, suona la sirena e dunque termina il primo tempo qui al Pallarignani tra Scandiano e Sarzana. Scandiano avanti 1-0, tante occasioni, grandi emozioni e noi dunque ci fermiamo per 10 minuti e poi torniamo sempre qui live per tutte le emozioni del secondo tempo. A tra poco.
Amici dell'Hockey Pista, rieccoci nuovamente collegati qui dal Pala Regnani di Scandiano. È tutto pronto per il secondo tempo che parte proprio in questo istante. Scandiano che riprende il match dall'1-0 della prima frazione di gioco. La rete segnata da Tognacca, 15° gol stagionale per Mirko Tognacca, che ha fallito però anche un calcio di rigore. Possesso per i padroni di casa con Tognacca all'indietro verso Stefani che cicca la pallina. Ne approfitta ora Sarzana che riparte con Vanello. Cerchio centrale della pista, ora lo scarico verso Rispogliati. Carica Rispogliati, la pallina che termina alta ma cerca subito il primo squillo Sarzana, anche perché deve cercare di reagire in un primo tempo dove Scandiano ha sicuramente fatto qualcosa in più, ha sprecato anche delle ottime opportunità. Sarzana che ha cercato di colpire nella parte finale del primo tempo, ora rimessa in gioco per i rossoblù. Il direttore di gara, che è il signor Massimo Cardelli, richiama per un attimo Stefani. All'indietro verso il numero 29 Barbieri. Il suo tiro termina fuori. Sarzana può avanzare rapidamente dalla sinistra con il numero 5 Rispogliati. Ora Perroni, ancora Rispogliati. C'è libero Vanello sulla destra che ora si accentra, riceve e poi scarica. Ancora verso Andrea Perroni. Vanello. Rispogliati. La pallina non filtra. Tognacca, Tognacca! Grande chiusura però da parte di Rispogliati. Ora Perroni. La pallina rimane lì. Attenzione, contropiede rossoblù. Stefani evita l'intervento di Rispogliati. Bisogna però tornare dietro. La conclusione con Tognacca che ha tentato il tiro. Palla 2. Palla 2 dunque concessa dal direttore di gara. Vanello recupera la pallina Barbieri che gira intorno alla porta di Tahiti. Barbieri dalla destra la tiene lì, Barbieri carica, colpisce un avversario, è ancora disponibile per la formazione padrone di casa che la gira a ritroso verso il numero 79 Tognacca. Una serie di finte, si accentra, dribbling Tognacca, tocca verso Barbieri, ora Stefani. Attenzione, duello tra i due numeri 9. Vanello contro Rocca. Ora Rispogliati, ultimo uomo del Sarzana. Sulla sinistra verso Vanello. Riceve ora Perroni. Pistilli dalla destra. Lo ostacola molto bene Barbieri. Resiste però Pistilli che sbaglia il retropassaggio. Rocca, attenzione! Il triangolo, Rocca, Barbieri, Tognacca, con quest'ultimo che ha cercato il tap-in da 2 passi, che non è andato però a buon fine. Ora fischiato il direttore di gara con Rocca che stava proseguendo l'azione, ma Cardelli dice stop, vi dovete fermare. Dunque punizione in favore di Scandiano. Barbieri, Stefani, Rocca, avanza ancora Rocca, lascia poi a Tognacca. Barbieri, Rocca, ancora Rocca, la pallina che rimane lì. Pistilli deve conservarla. Perroni, ancora Pistilli,
nuovamente Perroni, carica poi la deviazione da parte di Tahiti sulla destra, dove c'è fortunatamente Stefani che può far ripartire una nuova azione offensiva. Servito Rocca, cambia lato Tognacca, Rocca in cabina di regia per impostare verso Tognacca, ora Barbieri, grande giro pallina da parte di Scandiano. 20:55 al termine di questo secondo tempo. Scandiano 1, Sarzana 0. Rocca centralmente per Tognacca, la copre molto bene, cerca un'imbucata, poi la conclusione da parte di Barbieri con il portiere Perroni che ha parato. Adesso il fischio da parte del direttore di gara con la punizione in favore di Sarzana dal vertice basso di destra dell'area di rigore di Scandiano. Adesso Rispogliati ne approfitta di questo momento di pausa per bere un sorso d'acqua e fare una chiacchierata rapida con il proprio allenatore. Qualche piccolo problema per l'estremo difensore del Sarzana e ora si può ritornare a giocare, amici dell'Hockey Pista, con Perroni, Rispogliati, ancora Perroni, non riesce a trovare varchi, cerca adesso questa combinazione sulla catena di sinistra, poi la conclusione e la deviazione da parte di Perroni che ha messo fuori causa Tahiti, ma la pallina è terminata a fuori. Intanto Stefani poi in soccorso, di fianco a lui c'è Rocca che recupera il possesso della pallina. Ora Tognacca, molto largo, Rocca, si sgancia Stefani che riceve ancora Stefani, poi non riesce però ad evitare l'intervento momentaneo di Rispogliati. Barbieri si accentra in mezzo a tre, Barbieri deve girare ora intorno al vertice basso, deve ritornare anche all'indietro Stefani, ma ancora Scandiano che vuole dominare dal punto di vista del gioco e ci sta anche riuscendo. Ora la rimessa in gioco in favore della formazione rossoblu con Rocca che tocca per Barbieri, poi cerca di staccarsi. Barbieri va da solo e conclude. Mamma mia che sassata di Lorenzo Barbieri. Termina fuori, ma grande iniziativa da parte del capitano di Scandiano. Tanto si lotta, attenzione, Pistilli da solo, Pistilli! Grande muro da parte di Tahiti, contropiede. Attenzione, Scandiano! La rete da parte di Barbieri, lo meritava questo centro. Lorenzo Barbieri, il capitano di Scandiano che fa 2-0 dunque qui al Palaregnani di Scandiano. Cambia dunque il parziale, Scandiano e successivamente ha griffato, ma ancora Scandiano con Sarzana che è tornato in campo forse in maniera non troppo convinta, perché Scandiano ora sta dominando in questa ripresa. Vanello, centralmente Vanello, si allarga, evita Stefani che lo blocca,
in modo irregolare, dunque punizione già battuta da Sarzana. Ed ora può riprendere il gioco la formazione ospite con Perroni. La conclusione da parte di Pistilli, gran parata da parte di Tahiti. Ora Tognacca, Rocca, Stefani, largo a destra, Barbieri che è ovunque. Tognacca, ancora Stefani. Bello questo tocco per la conclusione da parte di Barbieri. Riparte Sarzana con Vanello che attende l'imbucata verso Pistilli, che riesce comunque a gestire la pallina con qualche difficoltà. Adesso tenta un tiro innocuo però il numero 46 Perroni. Stefani non riesce a controllare, scatta in profondità Pistilli, poi il pallone di Rispogliati è fuori misura, ma ancora Pistilli non riesce dalle retrovie. La conclusione di Perroni con Barbieri che fa buona guardia, un rilancio in avanti, non ci può arrivare Stefani, troppo lungo, e dunque Sarzana che si riaffaccia nella metà campo avversaria. Conclusione deviata, pallina fuori e rimessa in gioco in favore dei liguri con Perroni che ha scambiato con Andreani. Ancora Perroni, deve ritornare dal numero 18 Pistelli. Pistelli, contropiede rosso-blu, Stefani, la parata da parte di Alessio Perroni. Ora Rispogliati, dentro verso Perroni, ottima chiusura difensiva. Tognacca, carica! La mazza, la conclusione che termina fuori, ma ottima coordinazione da parte di Mirko Tognacca qui. Sarzana che adesso sta cercando di accelerare, di essere anche più imprevedibile rispetto a quanto visto sinora. Occhio perché è una situazione pericolosa, che riesce a risolverla con un grande lavoro da parte di Stefani. Ora Barbieri centralmente scambia ancora con il numero 6, va a cercare Tognacca dietro la porta di Perroni. Ancora Stefani deve far girare perché si chiude molto bene Sarzana. Barbieri rapidissimo, Barbieri all'indietro verso Rocca, ancora Barbieri, Rocca, un dribbling, pallina che si è spostata forse troppo dalla propria disponibilità, rimane lì e poi Rispogliati all'opportunità dell'1-2 ma la fallisce. Allora Stefani, grande ritmo adesso, 15:19 al termine di questa ripresa, sempre 2-0 per Scandiano su Sarzana. Stefani, Barbieri, si accentra, ancora Barbieri, largo a destra per Tognacca, va a servire Rocca. Barbieri carica, la pallina subisce una deviazione, termina fuori. Time out, il primo in questo secondo tempo, chiamato dalla panchina di Sarzana. Ricordiamo il parziale, amici dell'Hockey Pista. Scandiano conduce per 2-0 sulla formazione ligure. Dunque piccoli momenti di riflessione che possono aiutare, no? Anche nella gestione della pallina in questa ripresa, soprattutto anche a cercare di capire come far male all'avversario. Con Sarzana che sta cercando di
alzare i giri del motore e di creare qualche grattacapo dalle parti di Tahiti. Time terminato. Con la rimessa in gioco in favore dei rossoblù, precisamente con Rocca. Tocca corto verso Barbieri. Si sgancia, supera Vanello. Barbieri in mezzo! Non arriva il tocco di prima da parte di Tognacca, che adesso lotta con Rispogliati. Intanto è entrato in pista il numero 75 Uva. Uva, Rocca, Tognacca, ancora Uva, carica, il suo tiro viene respinto e dunque si riparte da Barbieri. Rocca può avanzare, vede libero Tognacca, lo serve. Uva, attenzione Uva rapidissimo, ma tiene molto bene lì. Uva ancora insiste, si lotta, attenzione Rocca che cercava il suggerimento per Uva, 2 contro 1, Sarzana, grande chiusura col corpo comunque da parte di Uva a togliere lo spazio necessario per far filtrare la pallina. Sarzana che insiste, il tiro velenoso di Perroni, grande deviazione da parte di Tahiti, che non ha sbagliato nulla sino a questo momento. Rocca, Uva, attenzione al limite, un bolide, mamma mia che respinta da parte di Alessio Perroni. Ancora Uva, Barbieri, buon momento per i rossoblù. Tognacca, ancora Tognacca, scarico verso Barbieri, 1-2, poi la conclusione, fuori, 13-0-1 al termine di questo secondo tempo in questa sfida del campionato di Serie A2, ottava giornata del girone B tra fusione, però attenzione perché c'è stato uno scontro piuttosto duro, infatti l'arbitro fischia e concede la punizione in favore della formazione padrone di casa, che può procedere alla battuta dal vertice basso della propria area di rigore. Sbaglia però il tocco in avanti Barbieri, attenzione! Grande murata da parte di Tahiti contro il numero 8 Andreani, che ha salvato davvero la propria porta e il risultato, lasciando ancora a 0 sul tabellino Sarzana. 2-0 il parziale, amici dell'Hockey Pista, 12:05 al termine. Ma Sarzana che non molla, attenzione qui la conclusione da dietro da parte di Perroni, la vede all'ultimo, ma la vede Tahiti. E adesso si sistema il guantone destro. Palla 2. Attacca Sarzana in mezzo, attenzione lì, ancora Tahiti, il miracolo da parte di Tahiti, mamma mia. Vanello, una serie di finte, cerca di eludere l'intervento di Rocca e ora Sarzana che è ancora pericoloso.
ma ancora intervento da parte di Tahiti provvidenziale. Amici dell'Hockey Pista, davvero una grande partita da parte di Tahiti. Rocca, Barbieri, la risposta ancora Barbieri, ancora una volta con il pattino all'estremo difensore avversario che va a respingere la conclusione. Ora Perroni centralmente tira, pallina recuperata da De Stefano, tutto di prima e poi Uva che fallisce davvero da pochi passi il 3-0. Ritmo altissimo ora qui al Palaregnani di Scandiano, davvero grandi occasioni sia da una parte che dall'altra. Adesso Barbieri, percussione, Barbieri, palla fuori ma di un soffio. Altra potenziale opportunità costruita dai padroni di casa, che ne hanno già collezionate parecchie e purtroppo ne hanno anche fallite tante di queste. Rocca, ora Uva, ha uno sguardo, Uva! Di pochissimo, si poteva forse far meglio da quella posizione. Andreani, Sarzana gli fa fatica dietro e lascia qualche spazio per i tiri di Scandiano, che per il momento li ha falliti. Attenzione ad Andreani, lotta, molto bravo qui Andreani a coprire la pallina, cade a terra, tutto regolare per il direttore Cardelli, e poi la conclusione di prima tentata ancora una volta da Alessandro Uva. Non va a buon fine. Rispogliati, Pistelli, ancora Pistelli, corpo a corpo con Alessandro Uva e punizione guadagnata dal numero 75 rossoblu, e poi anche detto qualcosa al direttore di gara. Ora c'è un cambio fuori, il numero 29 Barbieri, dentro con la maglia numero 79 Mirko Tognacca, autore del gol del vantaggio. Il raddoppio invece è proprio stato siglato dal suo compagno, che è uscito ed è in panchina momentaneamente. Nuovo possesso rossoblu con Uva, De Stefano, ultimo uomo, Rocca, ancora Uva, una finta, poi la sterzata, il tocco per De Stefano, adesso Tognacca, Rocca centralmente, Sarzana si chiude molto bene, la conclusione tentata da De Stefano, adesso Andreani, che è uno dei più vispi nella propria formazione, colui che cerca di arrivare anche prima degli avversari sulla pallina. Adesso Uva, attenzione Uva, lo scambio alla conclusione di prima da parte di Tognacca, che ha cercato una coordinazione comunque difficile, era molto defilato dallo specchio della porta difeso da Alessio Perroni. Attenzione perché c'è stato uno scontro tra Uva e il numero 8 Andreani, se non vado errato, che ha subito un colpo al naso. A quanto sembra adesso si rialza il numero 8 Andreani. Cercano anche di chiarirsi con il numero 79 Tognacca, ma la colluttazione era avvenuta, se non sbaglio, con il numero 75 Alessandro Uva. Intanto esce il numero 8 Andreani, che evidentemente insomma ha subito questo colpo e deve un attimo recuperare. Cambio con l'ingresso da parte del numero 9 Vanello. 8:26 ancora da giocare,
prima di chiudere questo match qui al Palaregnani di Scandiano. Ricordiamo il parziale, amici dell'Hockey Pista, Scandiano conduce per 2-0 su Sarzana. Scandiano che adesso può ripartire con Rocca. Attenzione, cade a terra Pistelli, tutto regolare per Cardelli. Uva si coordina e conclude la parata centrale da parte di Alessio Perroni. Dunque il neoentrato Vanello ricama verso Perroni, ora Pistelli, 1-2, c'è Rispogliati libero sulla destra, lo ignora, viene servito adesso Rispogliati, carica la Mazza con la pallina che termina però alta e la rimessa subito in gioco da parte dei rossoblù con Rocca, può ricevere tranquillamente De Stefano. Ora Tognacca, largo a destra, una serie di finte, si ritorna dal numero 73. Poi Rocca si libera a destra e riceve. De Stefano si accentra. Adesso Uva. In mezzo dove c'è anche Tognacca. Ottima copertura da parte di Vanello. Può uscire dalla propria metà campo Sarzana. 7-17. Ancora da giocare, amici dell'Hockey Pista. Scandiano 2. Sarzana 0. Vanello. 1-2 con Rispogliati che adesso riceve nuovamente, cerca di far filtrare in avanti, poi commette fallo. Qui un intervento scomposto da parte del numero 5 Rispogliati. Attenzione perché Pistelli incespica contro il direttore di gara, stava per cadere il 5, poi 3-2. Si deve anche attendere qualche istante per cercare di pulire il parquet del Palaregnani di Scandiano per poter procedere alla ripresa del gioco con De Stefano all'indietro verso Rocca, in verticale per Tognacca in mezzo, con questo triangolo che si chiude ma fallisce il tiro finale il numero 9 Rocca. Dunque nuova disponibilità per Sarzana con Pistelli. Pistelli che cerca, attenzione, in mezzo a due, Pistelli! Ancora una volta Tahiti dice no. Altra grande parata, grande intervento da parte di Tahiti. Tognacca suona la carica adesso, mantiene la pallina lì. Ora Rocca. In avanti c'è libero Uva. Ancora Rocca. Uva. Rocca! Con Uva che si era portato via l'uomo e aveva liberato una prateria per Rocca. Attenzione perché qui scontro con fallo in favore di Scandiano, ma anche time out richiesto dalla formazione ligure. Sono le 19:16, amici dell'Hockey Pista. Sempre 2-0 per Scandiano su Sarzana. Dunque secondo time out in atto, chiamato proprio dalla panchina biancorossa. Le ultime indicazioni per cercare di rimettere in gioco una partita che è sicuramente difficile da recuperare, ma non impossibile. Anche le ultime indicazioni da parte del mister Enrico Mariotti e i suoi giocatori con Tognacca, Uva, De Stefano e anche Rocca, tutti lì ad ascoltarlo attentamente. (6 e 16) alla fine di questo match. Rimessa in gioco per il rossoblù con Rocca, De Stefano, Alessandro Uva in avanti per Mirko Tognacca, si inserisce Uva,
perde però la disponibilità della pallina Tognacca. Attenzione, attacca Sarzana dalla sinistra e con la mano sinistra riesce a parare molto bene Tahiti. Allora ferma tutto direttore di gara, ma si continua ancora a giocare con Pistelli che la tiene lì. Attenzione a Pistelli, all'indietro, Perroni carica a conclusione e termina fuori. C'era però in traiettoria Tahiti. Rocca, Tognacca, può ripartire rapidamente, ancora Rocca, sempre da quel lato lì. Uva, De Stefano, si cambia fascia, Tognacca, adesso Rocca cerca anche di congelare il possesso, la formazione padrone di casa. Rocca, Rocca, il diagonale e la deviazione da parte di Perroni Provvidenziale. Grande giocata qui da parte di Rocca. Attenzione perché attacca ancora Scandiano, per poco non riesce a metterla dentro Uva. Attenzione centralmente la parata di Tahiti. Occasioni da una parte e dall'altra, davvero emozionante anche questa ripresa. Sgambettato qui De Stefano, fallo e cartellino blu per il numero 46 Perroni, che dovrà stare in panchina per un paio di minuti prima di poter rientrare. Facciamo dunque un resoconto anche dei falli: 5 per Scandiano, 9 per Sarzana. Ricordiamo anche che al 10° ci sarà il tiro diretto. (4:29) ancora da giocare qui al Pala Regnani di Scandiano, con i padroni di casa che cercano di mettere in cassaforte un risultato che sarebbe davvero molto prezioso. 3 punti d'oro da aggiungere all'attuale classifica. Adesso scambiano qualche parola a Rocca con il direttore di gara Massimo Cardelli. Sono rientrati in 4 ovviamente per quanto riguarda Sarzana, perché Perroni ha ricevuto il cartellino blu. E ora dunque i padroni di casa devono cercare di approfittare di questo momento di superiorità numerica per provare a chiudere questa partita. Barbieri, Rocca, dunque 5 contro 4. Attenzione, Rocca. Barbieri, ancora Rocca, è chiuso però Tognacca. Rocca, ancora Barbieri, conclude la deviazione poi di prima con Tognacca che ha tentato di battere a rete. Bravissimo qui Barbieri a rubare la pallina al suo diretto avversario. Attenzione, 2 contro 1. Tognacca non riesce a ricamarla verso Rocca, insiste ancora Scandiano. Barbieri, Stefani, ancora Barbieri, centralmente la conclusione alta, si dispera poi il numero 29, il capitano della squadra allenata da Enrico Mariotti. Andreani scivola, punizione per Scandiano già battuta. Rocca rapidamente per Barbieri, adesso Stefani,
c'è Rocca tutto solo, riceve adesso, attenzione, buona opportunità, area di rigore, Barbieri, 3:20, ancora da giocare, Stefani, Barbieri, si può coordinare, a fin di palo, Stefani ancora buona, ancora lì, Stefani, il dribbling e poi il tocco per Tognacca che non riesce a battere Alessio Perroni. Grande sofferenza ovviamente per Sarzana adesso. Tognacca, 1-2, Tognacca! Ancora Stefani. Si continua a giocare. Barbieri. La conclusione, la parata a parte di Alessio Perroni, provvidenziale quell'intervento del numero 1 di Sarzana che ha detto no a Barbieri. Ancora Rocca, insiste Scandiano, Stefani, Barbieri, può avanzare, servito Rocca, può concludere, c'è una deviazione provvidenziale, ora ritorna in campo il numero 46, Andrea Perroni. Stefani per Tognacca che si allarga e poi cade con una punizione molto importante guadagnata dalla squadra di casa. Attenzione perché si lamenta in modo piuttosto vivace ancora una volta il numero 46 che era stato cacciato in panchina con il cartellino blu dal direttore di gara. Proteste ancora da parte di Sarzana qui per questo fischio del signor Massimo Cardelli. 2 minuti e 14 ancora da giocare fino al termine di questa partita. Scandiano 2, Sarzana 0. Amici dell'Hockey Pista qui al Pala Regnani di Scandiano. Ovviamente 10° fallo e tiro diretto in favore della squadra rossoblù. È tutto pronto. Tognacca contro Perroni. Parte Tognacca, una serie di finte, Tognacca, esterno della rete. Fallisce questa buona opportunità. Ora Vanello cade a terra, intanto il giocatore di Sarzana, tutto regolare, può ripartire Stefani, Barbieri, Rocca, è libero Stefani, si fa vedere adesso centralmente Tognacca, si ritorna però dal numero 29 rossoblù e scambia con Rocca, chiama la pallina Stefani, la riceve, adesso cerca di scambiare rapidamente la pallina alla formazione di casa per cercare di scombinare un po' i piani degli avversari che recuperano però il possesso. Attenzione, Pistelli, la deviazione da parte di Tahiti, ancora Pistelli all'indietro verso numero 5 Rispogliati. Ora può ripartire subito Rocca, una finta, elude l'intervento di Pistelli e poi la rete Barbieri più Tognacca, il gol del 3-0. Che azione da parte degli uomini di Enrico Mariotti, di prima Barbieri per Tognacca che buca Alessio Perroni e cambia nuovamente il parziale qui al Pala Regnani di Scandiano. Scandiano 3, Sarzana 0, amici dell'Hockey Pista. Era importante cercare di segnare la terza rete, anche per mettere un po' al sicuro il risultato. Manca poco alla fine di questa partita. Time out in atto e terminato con le squadre che tornano in pista. Sono le 19:28.
amici dell'hockey pista. Si pulisce il lato destro della pista, adesso può riprendere il gioco. Manca pochissimo, 54 secondi. C'è stato un brutto scontro però, brutto scontro in mezzo alla pista. Attenzione perché tra il numero se non vado errato il numero 18 Matteo Pistelli, che rimane addirittura a terra. Attenzione perché ha subito un colpo del tutto involontario da parte del capitano della formazione padrone di casa. Adesso ovviamente viene soccorso al personale che è presente qui al Palaregnani di Scandiano, perché Matteo Pistelli rimane a terra e sembra avere un problema al petto o addirittura alla gola. Adesso c'è lì accanto proprio al giocatore che è rimasto a terra, autore del fallo, Lorenzo Barbieri. Ovviamente speriamo che si possa ristabilire anche in fretta. Il numero 18 Matteo Pistelli, anche lui capitano però di Sarzana. Ora si tocca anche la spalla sinistra. 54 secondi al termine di questa partita qui al Palaregnani di Scandiano. Intanto si rialza e il giusto applauso per il numero 18 Pistelli, che ora viene accompagnato fuori dalla pista per potersi riprendere del tutto con la giusta calma. L'importante è che non ci sia nulla di grave alla fine di questi interventi. Viene pulita la zona in cui c'è stata la colluttazione, lo scontro tra i due capitani. Resta da giocare davvero poco, 54 secondi. E poi suonerà la sirena. E dunque Vanello. Perroni. La conclusione è alta. Barbieri. La gira verso Tognacca che si invola verso la porta avversaria. Tognacca la mantiene lì, cerca di conservare il possesso. Adesso Rocca, 26 secondi, ormai siamo giunti al termine. Barbieri, non riesce a farla filtrare. Un altro scontro, cade a terra Barbieri. Tutto buono per il signor Cardelli. Contropiede dunque Sarzana. Ancora Andriani, non riesce a metterla in mezzo. Grande copertura di Rocca. Altra super partita del numero 9. Rocca ruota intorno alla porta, suona la sirena e dunque cala il sipario al Palaregnani di Scandiano, con Scandiano che vince per 3-0 su Sarzano. Una vittoria piuttosto netta e meritata per la formazione allenata da Enrico Mariotti, con Sarzana che ci ha provato in alcuni momenti della partita, ma dobbiamo sottolineare la caparbietà e anche la superiorità
da parte dei rossoblù, che con la loro qualità hanno liquidato la compagine ligure. E dunque risultato finale qui dal Palaregnani: Scandiano batte Sarzana 3-0, 3 punti importanti in classifica portano i rossoblù a quota 18. Per oggi è davvero tutto, un saluto da Niccolò Caruso.